Preferisce non farsi riprendere e si scusa con quel garbo che Venezia rischia di perdere di pari passo coi suoi abitanti. Ma le ultime ore sono state pesantissime per lei che ha 94 anni, ha rischiato di trovarsi improvvisamente in mezzo a una strada. La sospensione dello sfratto dall'appartamento in cui ha vissuto per quasi 40 anni, diventata un caso in città, è arrivata a poche ore dall'esecuzione. Sulla base dell'età della signora, della impossibilità di spostare una persona di 94 anni su una sentenza provvisoria che potrebbe essere riformata per motivi procedurali in qualunque momento, e non si può dire a una signora di 94 anni scusa tanto, ti abbiamo spostato, adesso puoi tornare. Il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 7 giugno. L'appartamento appartiene da settembre ad un'agenzia immobiliare che l'ha legalmente acquistato e ha tutti i titoli di entrarne in possesso, ma attorno alla signora si sono stretti comunque tanti veneziani, in particolar modo i volontari del gruppo 25 aprile. Si definiscono residenti resistenti. La loro è una presa di posizione che va oltre il singolo caso. Noi non siamo venuti qui per contestare i giudizi della legge italiana, questa è una cosa che riguarda gli avvocati. Noi siamo cittadini che siamo venuti a dare la nostra solidarietà a una persona che se la merita. Questo è un episodio che rappresenta un po' quello che potrebbe avvenire a chiunque di noi, è solo un episodio che è emerso da un sottobosco che è ancora sconosciuto, ma che di fatto avviene quotidianamente. I residenti sono sempre più in difficoltà a vivere in questa città, come sarebbe un diritto. C'è lo spopolamento che sta avvenendo drastico, sappiamo che perdiamo 1000 residenti all'anno. La vicenda, di cui è stato interessato il prefetto, è arrivata anche in Consiglio Comunale. I consiglieri Ottavio Serena e Renzo Scarpa hanno contattato il legale di parte per alcuni chiarimenti tecnici e immaginare gli sviluppi della questione. Si è ritenuto opportuno, hanno scritto i due consiglieri, trasmettere tutti gli atti ricevuti alla Procura della Repubblica, riservandosi di svolgere alcune verifiche interne al Comune.